che sono stati già dibattuti, approfonditi sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica negli incontri che avete avuto in questi 2 giorni. Credo che sia molto opportuno, oltre che doveroso, un contatto attivo, fattivo e costruttivo fra il Parlamento e il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, perché sono temi questi che vengono affrontati oggi in questi 2 giorni, che sono ampiamente dibattuti e rivestono la massima importanza ovviamente per la vita delle nostre collettività all'estero. Il segretario generale ha cominciato il suo discorso menzionando il progetto Destinazione Italia. Mi piace fare anche a me la stessa cosa perché è un argomento che sta molto a cuore alla Farnesina, è come dire la seconda gamba di un essere vivente, insieme alla diplomazia per la crescita che cerca di aiutare l'internazionalizzazione all'export e quindi le nostre imprese. In questo caso Destinazione Italia, come sapete tutti, sono queste 50 misure che sono volte a semplificare e a rendere meno burocratica, se volete, l'entrata di investitori stranieri in Italia, e sono destinate proprio a trarre maggiori investimenti e grazie anche a una politica di incentivi fiscali. Il segretario generale menzionava in effetti, come dire, quanto il Paese poi conti sulle collettività, perché il Presidente del Consiglio nel suo discorso in Canada, trattando proprio, menzionando il progetto, ha fatto riferimento a un ruolo importante delle nostre collettività, dei nostri imprenditori, che possono essere da volata e stimolo anche per favorire e facilitare questi contatti che ci sono e che ci potranno essere auspicabilmente in misura crescente, perché la questione degli investimenti diretti in Italia era molto importante un tempo e poi man mano sono andati via via decrescendo. Quindi queste misure, questo programma che si chiama simbolicamente Destinazione Italia, è volto esattamente a reinvertire questo trend negativo che ci ha sfavorito e penalizzato nel corso degli ultimi anni, ma che serve essenzialmente a garantire maggiore occupazione evidentemente in Italia, con la collaborazione, facendo anche, come dire, cercando di stimolare l'attività, l'inventiva, le attività, i contatti, tessuto, come dire, di legami importanti, di persone che sono ormai perfettamente integrate nelle realtà locali nei paesi dove si. Quindi questa era la prima menzione che ci tenevo a fare nella mia relazione, perché è come dire, la diplomazia, nel senso che se viviamo un periodo di crisi finanziaria su cui non mi dilungo perché chiaramente si disceppa un giorno sì e l'altro pure, però se come vedo che il Ministero degli Esteri si sta attivamente impegnando in questa direzione, è bello condividerlo con voi oggi qui per comprendere, per condividere insieme quanto sia importante questo legame tra quello che sta facendo il governo per la Farnesina e la copia fondamentale delle collettività che loro nei paesi rispettivi. Proseguendo, quanto al rinnovo dei comites, confermo, perché ho avuto già modo di dirlo nel comitato di presidenza un mese fa, recentissimo quindi, il progetto di regolamento attua a quanto stabilito dalla legge 118 del 2012, coscienti, siamo perfettamente consapevoli delle riserve che il CGIE ha formulato su essenzialmente il numero di seggi che potranno essere costituiti e le modalità di consegna delle credenziali per il voto da remoto. Su entrambi i punti siamo più che disponibili a recepire le indicazioni che il Parlamento ci vorrà far pervenire in sede di esame del progetto di regolamento. È evidente che eventuali modifiche potrebbero richiedere la disponibilità di risorse aggiuntive, però avrete ovviamente naturalmente saputo che un emendamento alla legge di stabilità approvato in Commissione dovrebbe appunto consentire di aumentare le risorse destinate per il 2014 alle elezioni per il rinnovo di Comites e CGIE di 2 milioni di euro, portando quindi a 4 milioni di euro in totale per il 2004 le risorse complessive da destinare alle elezioni per il rinnovo degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. In sede parlamentare, anche in sede parlamentare, il Governo ha ampiamente riferito circa il piano di riorientamento della rete degli uffici all'estero. L'ha fatto anche il direttore generale Belloni nel recente comitato di presidenza, che prevede, come sapete, la chiusura di alcune sedi consolari in aree dove è maggiore l'integrazione delle nostre collettività, tra cui Neuchâtel, Wettingen, Sion, Tolosa, Amsterdam, Spalato, Adelaide, Brisbane, Scutari, Mons, Newark, Alessandria e Ischia. E al contempo il rafforzamento della nostra presenza istituzionale in aree di nuova priorità e mercato emergente.
Credo che il direttore generale Belloni interverrà anche domani, venerdì, qui da voi in assemblea, quindi avrà modo di ripetere quello che ha già detto in comitato di presidenza e naturalmente sarà sua cura esporvi in maniera dettagliata come il Ministero intende muoversi, cercando evidentemente di raggiungere sempre la massima e fattiva collaborazione con ciascuno di voi. Particolare attenzione nel dialogo con gli organismi parlamentari sarà rivolta all'assistenza alle nostre collettività, specie per quanto concerne le più appropriate modalità per garantire ai connazionali i servizi fondamentali nelle sedi consolari di chiusura. Questo è un punto importante perché è evidente che chiudere delle strutture comporta disagi, nessuno si nasconde per un dito, però è altrettanto evidente che nella esigenza di doverlo fare, perché il piano evidentemente è stato, come dire, ormai ampiamente dibattuto e sviscerato in ogni sua singola parola, anche persino la punteggiatura, è evidente che poi da parte del Ministero in particolare c'è la perfetta esigenza capita e metabolizzata di ridurre al massimo possibile eventuali disagi che potranno derivare e quindi di fornire tutta l'assistenza possibile sotto questo punto. Come già avvenuto in precedenti fasi del processo di ristrutturazione, il preciso impegno appunto del Ministero, e questo è quello che volevo dire, nel caso di chiusura di uffici consolari è quello di preservare adeguati livelli di assistenza verso i connazionali, nonché, anche questa è una cosa non secondaria, il più intenso e autorevole dialogo con l'autorità locale, perché questo le ambasciate chiaramente lo fanno a livello centrale, è più facile per loro, come dire, mantenere aperti, anzi intensificare e consolidare questi contatti e canali di dialogo per cercare di ovviare a quelli che possono essere sul posto dei problemi concreti che si manifesteranno di volta in volta. Quindi per questo motivo si provvederà in primo luogo a rafforzare al meglio delle effettive possibilità le sedi precedenti sia in termini di risorse umane che tecnologia informatica. Segnalo riguardo il costante potenziamento delle moderne tecnologie informatiche nel settore consolare realizzato dal Ministero degli Esteri attraverso alcuni mirati investimenti che potranno consentire in tempi speriamo più rapidi possibili la fruizione a distanza di alcuni servizi con modalità online, riducendo quindi la necessità della presenza fisica del connazionale sull'ufficio consolare. Ora è chiaro che tutto questo, scusate se mi dilungo su questo punto, non mi sembra importante, perché c'è un processo mentale da affrontare, anche delle difficoltà di carattere psicologico nel momento in cui poi si va a condividere uno strumento informatico che è forse familiare, di uso amichevole, friendly, come si dice in inglese, per molti, però non per tutti, questo è evidente. È chiaro che quindi il personale che è all'estero sarà impegnato anche nel tentare di passare dei messaggi opportuni a tutti i connazionali e cercare anche di familiarizzare coloro che evidentemente non hanno una finalità particolarmente elevata con questo strumento, che è vero che oggi come oggi di dominio e di uso più che comune, direi quasi ogni secondo, però non è assolutamente detto che questo lo sia essenzialmente per tutti, e questo è perfettamente logico e perfettamente comprensibile. È inoltre prevista l'attivazione di forme alternative di presenza consolare che andranno individuate di caso in caso a seconda delle diverse esigenze della collettività e del contesto locale, tenendo sempre ben presente le insopprimibili esigenze di risparmio finanziario alla base del piano. Su questo punto il Ministro degli Esteri nell'Assemblea plenaria del luglio scorso, mi pare, per tutti coloro che erano seduti intorno a questo tavolo, possano tranquillamente ricordare quanto cristallina sia stata nell'esprimersi in maniera molto chiara sulle disponibilità, come dire, finanziarie, sulle dotazioni finanziarie del Ministero degli Esteri. Io ogni volta che vado a riferire in aula, in commissione, al Ministero mi piace ricordare il bilancio, come dire, l'incidenza del bilancio del proprio comitato di presidenza, che è ormai è un 0,1%, insomma, il Ministero degli Esteri fa politica estera, la politica estera d'Italia incide lo 0,1% sul bilancio del Paese, ed è un bilancio che è più che crescente rispetto agli ultimi 10-15 anni, quindi questo è un dato che va tenuto presente. Purtroppo è una percentuale nettamente inferiore a quella che c'è, che viene data e concessa ai Ministeri degli Esteri nei paesi europei di nostra maggiore riferimento.
Il supplemento di indagine conoscitiva richiesto dalla Farnesina in sede parlamentare ha consentito di focalizzare quindi con maggiore chiarezza la questione delle misure sostitutive per gli opportuni seguiti. Continua inoltre a essere operativo il servizio del funzionario itinerante, avviato già 3 anni fa, nel 2010, per alleviare i disagi dei connazionali che vivono lontano dall'ufficio consolare, derivanti dalla necessità di presentarsi personalmente, evidentemente, presso la sede per le captazione delle impronte per il rilascio del passaporto. L'iniziativa prevede la raccolta di dati biometrici al di fuori degli uffici consolari per mezzo di una postazione mobile. Pur essendo stato pensato per paesi caratterizzati da notevoli distanze, consistenti concentrazioni di connazionali lontane dalla console di riferimento, tutte le sedi sono state ora dotate di una postazione mobile, in modo da consentire a ciascuna di organizzare eventuali raccolte di impronte digitali fuori dall'ufficio. Nonostante il diffuso ricorso all'iniziativa trovi un limite nella disponibilità di adeguate risorse finanziarie per effettuare viaggi di servizio da parte di tutte le sedi, il progetto riscuote, questo è quello che ci risulta, un notevole apprezzamento, perché viene incontro alle esigenze dei connazionali e rappresenta un segnale chiaro e forte di attenzione da parte delle istituzioni. Proprio qualche giorno fa la Direzione Generale Italiani all'Estero è tornata a sollecitare le sedi all'utilizzo più ampio possibile dello strumento, perché repetita aiuta, è evidente, insomma, ed è compito del Ministero e degli uffici competenti di vigilare affinché, oltre ad aver dato la struttura, aver lanciato un messaggio, anche quello di tornare rapidamente sull'argomento per evitare che qualcuno possa anche far finta di dimenticarsi di certi concetti che sono evidentemente basilari. Per quanto riguarda i corsi di lingua e cultura italiana, confermo, come già ho avuto modo di dire durante l'ultimo comitato di presidenza, che gli sforzi del Ministero sono al momento rivolti a attuare la riduzione del contingente della scuola all'estero, imposta la revisione della spesa, nel modo più ragionevole e indolore possibile. Come sapete non è un esercizio evidentemente facile, perché la legge ci impone una riduzione del personale scolastico di 400 unità entro il 2017. Già nell'anno scolastico 2012-2013 abbiamo operato un taglio di 134 docenti, a settembre sono stati soppressi altri 57 posti per effetto dei tagli automatici dovuti alle scadenze di mandato. Tale contrazione ha determinato inevitabili pregiudizi alla tenuta e al monitoraggio delle iniziative scolastiche. Per mitigare gli effetti negativi di questa rapidissima contrazione, il Ministero si è impegnato per far approvare un importante emendamento alla spending review. È l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013 numero 101. Prevede la possibilità di rinvio in casi eccezionali di docenti e dirigenti scolastici all'estero. Continuiamo quindi, questo è l'impegno del Ministero, a lavorare sia con il MIUR sia con il MEF per arrivare in tempi più rapidi possibili alla definizione di un decreto interministeriale per procedere ai nuovi invii. È un esercizio che non è facile, ma l'impegno del Ministero è chiaro e deciso in queste direzioni, e ciò ci dovrebbe permettere di gestire meglio le situazioni di maggiore criticità che esistono e che sono dovute evidentemente all'applicazione di criteri automatici finora. Altro importante aspetto che vorrei toccare è quello dei contributi agli enti gestori. Nel 2014 lo stanziamento sul pertinente capitolo, originariamente previsto dalla finanziaria, risultava in circa 9,8 milioni di euro. Saprete anche qui che il citato, poco fa ho detto, recentissimo emendamento alla legge di stabilità prevede l'incremento di queste risorse per 1 milione di euro, portando così le risorse da destinare agli enti gestori a 10,8 milioni complessivi. In ogni caso stiamo lavorando per assicurare una tempistica più rapida possibile nella definizione delle assegnazioni. Per assicurare questa tempistica, l'anno scorso, scusate, si sono verificati alcuni ritardi dovuti all'introduzione della nuova normativa sulla pubblicità degli atti di impegno delle pubbliche amministrazioni, le cosiddette amministrazioni aperte, come viene detto. Le incertezze applicative e la definizione di nuove procedure hanno portato a un rallentamento delle operazioni di registrazione dei decreti di impegno. Nel 2014 invece contiamo di definire le assegnazioni agli enti e comunicarne l'importo interessati entro la fine di gennaio, per così da ridurre notevolmente i tempi di erogazione dei contributi. Non possiamo limitarci che prendere atto delle difficili condizioni in cui ci troviamo, ma dobbiamo evidentemente essere, come dire, proattivi nel trovare soluzioni adeguate.
Resta quindi prioritario il nostro impegno per razionalizzare il numero degli enti gestori, così da aumentare il possibile l'efficacia dei contributi erogati, in un contesto di risorse appunto decrescenti. Il competente ufficio a questo proposito, nell'assegnazione dei contributi per il 2014, privilegerà gli enti più virtuosi, in particolare quelli che dimostrano una maggiore capacità di reperire risorse proprie. La nostra direzione generale per gli italiani all'estero ha avviato dei contatti con le maggiori università specializzate in materia di insegnamento italiano straniero, così da poter inviare alcuni loro neolaureati formati secondo le più moderne tecniche della ortodidattica a fare un'esperienza di insegnamento all'interno degli enti gestori, affiancando i docenti locali. In una prima fase sarà evidentemente un progetto sperimentale che potrà poi essere esteso, se come speriamo, dalle politiche a una platea più ampia. Per i neolaureati costituirà un'esperienza formativa e professionale in ambito internazionale. Dal nostro punto di vista essi potranno dare un valore aggiunto agli enti, rappresentando allo stesso tempo l'esempio di fruttuosa collaborazione tra diversi attori impegnati nella promozione culturale, secondo il percorso tracciato dal seminario sulla lingua del 6 dicembre scorso. Altro aspetto legato al tema della diffusione dell'italianità nel mondo è quello della trasmissione del canale Rai Italia, ex Rai Internazionale. Come sapete, sotto la direzione del dottor Corsini, che ha partecipato all'ultimo comitato di presidenza, Rai Italia ha avviato la produzione di programmi ad hoc dedicati ai conflitti nazionali all'estero. In particolare sono 3 nuovi programmi pubblicati da lunedì a venerdì, di un'ora ciascuno, più 2 programmi settimanali di sabato e domenica. È un'ottima notizia, direi, e confidiamo che col tempo il palinsesto si possa ulteriormente arricchire. Vorrei soffermarmi su un programma in particolare, si tratta di Community, l'altra Italia, ed è in onda dal 1° ottobre. Le prime puntate hanno visto la presenza di 2 ospiti del Ministero degli Affari Esteri, tra cui il direttore generale, il presente ambasciatore Rani. Altri ospiti del Ministero parteciperanno alle prossime puntate nell'ottica di fornire un servizio ai connazionali e affrontare temi di loro interesse, come appunto il funzionamento dei servizi consolari. Un tema connesso, perché riguarda sempre la presenza della cultura italiana all'estero e il mantenimento dei legami con le nostre comunità, è quello dei contributi alla stampa periodica in lingua italiana. Siete a conoscenza delle recenti innovazioni normative. Il decreto legislativo 633/2012 ha abrogato la disciplina precedente, demandando a un regolamento successivo la definizione di modalità di attribuzione. Il regolamento, dopo un concerto tra il Ministero degli Esteri e la Presidenza del Consiglio per concordare il testo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Occorre ora aspettare l'acquisizione dei pareri da parte del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti. Dati i tempi tecnici di questi pareri, tuttavia, prima della sua comunicazione dovrà passare ancora del tempo. Per questo si è deciso, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, di prorogare per i contributi relativi alle pubblicazioni di 2012 la disciplina in vigore fino allo scorso anno. La rete diplomatico-consolare, su istruzione della nostra direzione generale, sta già provvedendo a inviare a Roma le domande di contributo e la documentazione. Il già citato emendamento alla legge di stabilità prevede ora l'incremento delle risorse a favore della stampa italiana all'estero per 1 milione di euro, nonché per 200.000 euro a favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani all'estero. Per quanto riguarda in generale gli stanziamenti per le politiche a favore degli italiani all'estero, il disegno di legge stabilità 2014, attualmente al vaglio parlamentare e in relazione alla quale più volte il citato emendamento approvato in Commissione contempla l'aumento di risorse destinate ad alcuni progetti interventi, prevede le seguenti dotazioni finanziarie, salvo tagli previsti dalla normativa a titolo facoltativo e naturalmente salvo quelle modifiche che dovessero intervenire durante l'iter di approvazione delle leggi stesse. Per il funzionamento del CGIE l'ammontare delle risorse previste è circa 1 milione di euro, in leggera diminuzione rispetto allo stanziamento 2013 di 1 milione di euro. Per il funzionamento dei comites, la dotazione finanziaria per il 2014 di 1,5 milioni, in leggera diminuzione rispetto alla dotazione 2013 di 1,7 milioni. Per gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, come già detto, lo stanziamento inizialmente previsto per il 2014, 9,8 milioni, verrebbe incrementato per effetto dell'emendamento di 1 milione di euro, portando così le risorse complessive a 10,8. Per quanto riguarda infine l'assistenza internazionale all'estero in stato di indigenza, per il 2014 le risorse
inizialmente previste ammontano a 5,3 milioni rispetto ai 6,3 stanziati nel 2013, mentre per quella indiretta, cioè per i contributi agli enti e associazioni con sede all'estero per le attività assistenziali a favore dei connazionali, lo stanziamento inizialmente previsto nel 2014 è di 547.000 euro, in aumento rispetto alla dotazione finanziaria del 2013. L'emendamento approvato in Commissione prevede anche per l'assistenza connazionali un incremento di risorse per complessivi 600.000 euro. Lo stesso emendamento prevede anche che 200.000 euro siano destinati per il 2014 al Museo Nazionale per le Migrazioni. Come saprete tutti quanti, è un'iniziativa alla quale il Ministero degli Esteri ha fin da subito attribuito la massima importanza. Ringrazio la Fondazione Roma Mediterranea del suo presidente, il professor Emanuele, e il dottor Nicola, direttore dei programmi speciali della National American Italian Foundation, per aver messo a disposizione un materiale e vestito qui davanti nella sala mosaici una bella e significativa mostra di bastimenti che tra poco formalmente inaugureremo. Siamo consapevoli di quanto l'immigrazione costituisca una pagina importante, anche se spesso molto dolorosa, della storia d'Italia. Iniziative come questa contribuiscono a preservare. Auspico ancora una volta che le istanze parlamentari riescano a approvare un progetto di legge volto a stabilizzare e dotare di adeguati mezzi finanziari nel Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana presso il Vittoriano. Vi ringrazio tutti voi.